Puliamo il sedano, la cipolla e le carote. Laviamo bene le verdure in un contenitore con acqua fredda. Immergiamo le verdure in una pentola con abbondante acqua fredda. Immergiamo il pollo. Facciamolo bollire fino a completa cottura, 40 minuti circa. Facciamolo raffreddare in abbattitore. Sovrapponiamo le foglie di insalata già lavata. Arrotoliamole su se stesse. Tagliamole a julienne. Disossiamo manualmente il pollo. Tagliamo a julienne la carne. Condiamo la carne con un pizzico di sale. Mescoliamo. Condiamo l'insalata con un pizzico di sale. Aggiungiamo del brodo vegetale alla maionese. Mescoliamo. Aggiungiamo qualche goccia di salsa Worcester. Mescoliamo. Su di un piatto da portata poniamo una base di insalata. Il pollo. Qualche fettina di pomodoro. E infine la salsa.